Per il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon non si tratta solo di un'apertura fisica, ma di un gesto simbolico che restituisce alla comunità un patrimonio identitario che gli appartiene da secoli. Iniziati nella primavera del 2023 dal costo complessivo di 1 milione di euro, i lavori di consolidamento strutturale di parte delle mura del castello hanno permesso di rendere percorribili gli antichi camminamenti di ronda risalenti alla fine del XV secolo. Diamo alla comunità di Castelfranco, ma non solo, l'opportunità di vedere la nostra città da un punto di vista diverso. Questo è stato un percorso partito da lontano, che è stato in grado di intercettare contributi pubblici e che si è finalizzato e concretizzato con quest'opera che, come avete visto oggi, nel momento della inaugurazione è partecipatissima. Il restauro si è concentrato sul quadrante nord-est del castello, noto come quartiere Montebelluna. La porzione di cinta muraria, oggetto dei lavori, comprende 120 metri sul lato est, di cui circa 90 interessati dall'intervento. La parte restante è inglobata all'interno di un albergo. Sul lato nord il tratto complessivo misura 60 metri, di cui 45 sono stati restaurati. Non è stato un percorso facile. Nel tempo magari si sono stratificate proprietà private, ci sono interruzioni di cinte murarie, c'è il tema della sovrintendenza, quindi molte difficoltà, ma abbiamo perseverato e oggi tagliamo il nastro. L'accesso al camminamento superiore avviene dalla scala interna alla Torre del Giorgione. Il percorso è stato messo in sicurezza con parapetti e passerelle. L'ingresso dal giardino della ex casa Pastrello in vicolo Montebelluna è delimitato da una siepe orizzontale che definisce il percorso dei visitatori e si integra armoniosamente con il contesto storico. Penso che a breve riusciremo a dare la possibilità di visitare anche la torre di nord-ovest, che come dicevo prima ha qualche difficoltà nel regolare gli accessi, ma stiamo superando, anzi io direi che le abbiamo superate, qualche piccolo intervento e avremo la possibilità di avere quella torre a disposizione in questo che io chiamo il circuito delle mura. La terza, già restaurata, è quella di sud-est che sempre con il solito problema di accessibilità sta nei programmi, la soluzione c'è, dobbiamo recuperare qualche risorsa, ma come sempre dico bisogna essere fiduciosi.